struttura importante del nostro territorio. Molto è stato fatto, c'è ancora da fare diverse cose. Credo che la nuova amministrazione avrà ancora tanto lavoro da fare. Do lettura della lettera che ha inviato Enrico Rossi. Carissimi, desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'invito che mi hanno rivolto. Gli impegni istituzionali provvisi non mi hanno purtroppo permesso di assolvere l'impegno stesso. Voglio comunque attraverso questa lettera esprimere il mio apprezzamento per l'iniziativa e condividere con voi alcune brevi considerazioni. L'Interporto Amerigo Vespucci, grazie alla sua collocazione e alla potenzialità della struttura, rappresenta una tra le aree più interessanti a livello europeo della logistica di avanzato. La funzione strategica di area retroportuale dello scalo di Livorno lo rende un complesso di grande qualità e di continua evoluzione per soddisfare le dinamiche del trasporto combinato delle merci, collegato direttamente alla rete ferroviaria ed autostradale nazionale. Situata al centro della piattaforma costiera toscana, è collegata alle principali reti viarie nazionali e internazionali e può diventare un polo di enorme potenzialità per le merci, in partenza in arrivo dall'Europa, dall'Asia e dall'America, un polo logistico metropolitano. L'Interporto Amerigo Vespucci è una piattaforma in grado di integrare con strutture moderne e tecnologiche all'avanguardia tutte le modalità di trasporto, camion, nave, treno, e di soddisfare le funzioni della logistica e dei servizi alle imprese. La Regione Toscana è dunque ben consapevole dell'importanza e dell'importante ruolo strategico che questa struttura avrà per il nostro territorio e il suo tessuto produttivo e pertanto desidero confermare l'impegno a supportarle e potenziarle così. Cordiali saluti, Enrico Rossi. Do la parola ora ad Andrea Colsolini, che è per il Circolo SER di Colle San Remo.